23 edizioni legate dal grande affetto per la famiglia Pinarello. Qui dal cuore di Treviso partirà la nuova edizione della Gran Fondo Pinarello e della Marca Trevigiana. Due i percorsi medio e lungo per oltre 3.000 partecipanti appassionati delle due ruote a pedali. Una festa per la città ma anche per tutto il territorio. Probabilmente anche il fatto che è una delle ultime Gran Fondo d'Italia, delle più numerose, ma delle ultime questi ragazzi qua cominciano a febbraio e finiscono a giugno-luglio, quindi anche un po', sono quasi sicuro la prenderanno in una maniera un po' diversa, non dico più, la faranno più piano, ma più così un po' scaricando tutta l'adrenalina. Si godranno il panorama della Marca Trevigiana. Io me lo auguro. Il percorso è bellissimo, soprattutto a Bolsamoldo, insomma a Valmorel, sarà anche un po' meno caldo e poi per fortuna fa così una bella giornata. Un esempio di una famiglia coesa, di una famiglia che sa guardare al futuro e che sa fare impresa non dimenticandosi il territorio. Siccome c'è stato questo cambio data che tutti gli anni mi impediva di venire qua perché c'era il Giro di Francia da commentare, finalmente il Giro di Francia parte quest'altro sabato e mi ha permesso di venire qua, sono molto strafelice, sono strafelice di essere qua. Qua si fa vivere la città sulle due ruote e a piedi come ho fatto io, quindi grazie sempre alla famiglia Pinarello perché sono straordinari nelle loro iniziative e creano un valore aggiunto sportivo per la città straordinario. La cosa bella è che è anche un insegnamento di vita è che uno in maglia nera è riuscito a diventare maglia rosa tra i costruttori, l'ingegno, l'intelligenza di una persona che è riuscita veramente a fare qualcosa di straordinario, quasi unico e quindi penso che il segreto sia nel DNA di una famiglia, no? Da Nane ad Andrea a Fausto, che sono riusciti a portare avanti un marchio che è un simbolo per tutta l'Italia. Con qdpnews.it nel vivo della corsa, alle spalle della testa della corsa, appunto in questa 23esima edizione della Gran Fondo Pinarello, una corsa spettacolare nella Marca Trevigiana ma anche in questo tratto bellunese dove stiamo per raggiungere la vetta del Nevegal con queste parti in sterrato. Davvero tante le emozioni in questa gara molto importante per il settore ciclistico amatoriale. Abbiamo passato anche la strada dei 100 giorni, il passo di San Boldo, prima di entrare qui nel Bellunese per scalare il Nevegal, poi si ridiscenderà verso il Trevigiano con Vittorio Veneto, la scalata del muro di Cadelpoggio e poi ancora la tombola verso Susegana per il rientro al gran finale di Treviso. E dal Castello di San Salvatore a Susegana l'ultima fatica della Gran Fondo Pinarello 2019. Da qui una ventina di chilometri separano la corsa e tutti gli appassionati delle due ruote a pedali dal ritorno e dal gran finale di Treviso.